L'attenzione di forze dell'ordine e intelligence per il rischio di atti di antisemitismo è alta anche a Venezia, dove sulle celebrazioni della giornata della memoria pesano le tensioni internazionali della guerra a Gaza. Fine vita alle parole del patriarca di Venezia: rispettare la vita sempre, la società non abbandoni chi soffre nella malattia, serve investire sulle cure palliative. Numerosi interventi di polizia e carabinieri nel veneziano dall'inizio dell'anno per maltrattamenti in famiglia, 7 arresti, una denuncia e decine di altri provvedimenti. Nuova spaccata a Marghera, questa volta in un bar di via Canal. L'appello dei commercianti che chiedono più vigilanza. Qui soffre tutto il tessuto sociale ed economico. Europee e amministrative, si vota l'8 e il 9 giugno. Cambia il limite per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra i 5.000 e i 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Fronte comune di Lega Ambiente, WWF, Italia Nostra contro il consumo di suolo in Veneto. Associazioni ambientaliste unite in difesa del territorio naturale, basta deroghe, la Regione riveda la normativa consumo zero. 3 muri originali realizzati da Banksy saranno il fulcro della nuova mostra all'M9 di Mestre dal 23 febbraio. Firma così il suo esordio la direttrice Serena Bertolucci. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano lo avete sentito, l'attenzione di forze dell'ordine e intelligence per il rischio di atti di antisemitismo che è alta anche in Italia. Da Venezia, dove sulle celebrazioni della giornata della memoria pesano le tensioni internazionali della guerra a Gaza. La comunità ebraica lancia un appello alla distensione. L'antisemitismo è quintuplicato in alcuni paesi, atti violenti, materiali si stanno verificando, siamo preoccupati. Attraverso anche quella che è un'attività di intelligence, ma nello stesso tempo anche attraverso gli uomini e le donne delle forze di polizia saremo vigili e attenti affinché questo sacrosanto diritto di libertà e democrazia venga ovviamente rispettato. Mai dalla sua istituzione nel 2005 il giorno della memoria delle vittime della Shoah si è celebrato in Italia in un clima di tensione come quello provocato dal conflitto sulla striscia di Gaza. E ora anche a Venezia si teme che quella radicalizzazione dello scontro, comparsa anche in Veneto, possa degenerare in un rischio più serio. Fatti come quello di Vicenza sono episodi isolati oppure secondo lei sono una sentinella d'allarme di un fenomeno più diffuso? Io credo che sia la sentinella di un fenomeno sicuramente molto diffuso che sta vedendo numeri sempre più ampi rispetto anche ad un modo di giustificare quello che è avvenuto purtroppo in quella giornata atroce del 7 di ottobre. All'indomani dell'attacco di Hamas, il Comune di Venezia ha esposto la bandiera di Israele fuori dai municipi di Ca' Farsetti e di Via Palazzo, una scelta che ha fatto discutere. Noi vogliamo difendere l'idea dello Stato ebraico, non la posizione del governo di Israele. La guerra è tremenda, Israele e Palestina devono essere 2 stati sicuramente e oggi c'è un problema di sicurezza delle persone ebraiche in giro per l'Europa. Questa cosa non ce la possiamo assolutamente permettere. Noi dobbiamo difendere le persone che hanno qualsiasi differenza di religione, di etnia, di sesso, di cose, come fosse un nostro fratello. L'invito che parte da Venezia è per un dibattito lontano da qualsiasi estremismo. La cultura che si sta espandendo di governo israeliano uguale Israele, Israele uguale ebrei, di tutto il mondo è terribile. Spesso alcuni termini vengono rigirati contro Israele, contro quel popolo e spesso questo viene fatto purtroppo da intellettuali, da persone di cultura e non soltanto, anche spesso dalla politica. Tant'è vero che passano i messaggi, voi siete state le vittime allora e adesso siete i carnefici, no, non funziona così. A Venezia i familiari di ex militari internati nei campi di sterminio nazisti hanno ricevuto un'onorificenza per ricordare il dramma vissuto dai loro parenti. Qual è la storia di suo padre? È stato in Africa orientale dal 1935 e dopo sono tornati qui a Napoli, hanno preso, l'hanno portato in Germania a far polvere a sparo in fabbrica. Mio padre faceva il sarto. È andato in guerra nel 1940, subito è scattata la guerra, è stato inviato al fronte in Jugoslavia, che poi la chiamavano Balcania, è rimasto lì fino al 1943 a Spalato. Una mattina, il 9 di settembre, sono arrivati i tedeschi, l'hanno caricato
di destinazione ignota. Sono arrivati da tutta la provincia di Venezia i familiari degli internati militari deportati nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella sede della città metropolitana hanno ricevuto le medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica a ricordo del dramma vissuto dai loro parenti. Vicende spesso poco ricordate che l'Associazione Nazionale Ex Internati vuol far conoscere alle nuove generazioni. Quando erano questi bombardamenti andava su una buca e il giorno dietro, poi all'indomani vedeva che questa buca fumava e allora non sapeva più dove andarsi a nascondere. Ha fatto 2 anni, per fortuna faceva il sarto che allora che faceva le divise, lui vestiva tutto alla francese perché non aveva più la divisa. E quindi lo rispettavano nel campo perché lo consideravano un francese. Che ricordo ha di suo padre? Suo padre è scomparso quando? Mio papà me lo ricordo io, ma non voleva parlare di guerra, di cose fatte. Non voleva proprio parlare. Patriarca di Venezia è intervenuto sul tema del fine vita. Ascoltiamo le sue parole in esclusiva nel servizio di Lorenzo Maier. In Veneto, ma anche a livello nazionale, si sta discutendo su un tema molto delicato, quello del fine vita. Qual è l'opinione del Patriarca, il pensiero del Patriarca su questo tema? Non è una affermazione confessionale da parte dei religiosi, dei vescovi. Questo è importante dirlo come cittadini, perché è chiaro che come la comunità politica si esprime circa il fine vita, si disegna un profilo di società. Allora è una questione, è una tematica di biopolitica dove tutti hanno il diritto, di poter esprimere in modo costruttivo quella che è la loro visione. Anche in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Monsignor Moraglia, in modo delicato, misura bene le parole, attento a non offendere la sensibilità di alcuno, ma al tempo stesso esprime alcuni concetti molto chiari nel dibattito che si è creato in Veneto, ma anche a livello nazionale, dopo la mancata approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale. Non abbandonare nessuno, sapere che nessuno vuole l'accanimento terapeutico, però c'è anche il rischio dell'abbandono terapeutico e soprattutto vedete toccare il momento della vita vuol dire che per l'uomo non c'è più nulla di indisponibile, allora può intervenire su tutto. Il Patriarca ricorda anche l'incontro avuto con Stefano Geller. Io ho un bel ricordo di Stefano, una persona molto intelligente, molto capace. In quel dialogo che ho avuto con lui e con altri vescovi ho avuto anche la percezione di una persona non solo molto umana ma anche molto vicina alla fede. E poi è nelle sue preghiere Stefano, come tutte le persone che soffrono. C'è da quel giorno in modo particolare anche Stefano nelle mie preghiere. Election Day, il decreto varato dal governo fissa la data di europee e amministrative l'8 e il 9 giugno, ma cambia anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra i 5 e i 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Nel veneziano sono 16 in totale, sotto i 5.000 abitanti senza più limiti mandati ci sono Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Cona, Fossalta di Piave, Gruaro, Teglio Veneto. Tra i 5 e i 15.000 abitanti invece si potrà arrivare al terzo mandato a Camponogara, Ceggia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Meolo e Stra. La cronaca ora, nuova spaccata a Marghera, questa volta in un bar in via Canale. Il video diffuso da Marghera Buonasera ha raccolto l'appello del commerciante Elvio Goldin dei Margherini Doc, che si è fatto portavoce dello sdegno degli operatori commerciali per l'ennesima spaccata. Chiediamo vigilanza e tutela a cui soffre tutto il tessuto sociale ed economico del territorio, composto da cittadini e commercianti. Non ne possiamo più. E sono numerosi gli interventi di polizia e carabinieri nel veneziano dall'inizio dell'anno per maltrattamenti in famiglia.
7 persone sono state arrestate da polizia e carabinieri e una quarta è stata invece denunciata per episodi di maltrattamenti in famiglia avvenuti nel veneziano dall'inizio dell'anno. I carabinieri sono intervenuti a Mestre, dove un cinquantenne, già arrestato nel 2019 per lo stesso reato e scarcerato nel 2022, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare dopo che aveva aggredito la moglie e il figlio minore che era intervenuto in soccorso della madre. Altro intervento a Marghera, dove è stato arrestato un 25enne per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento all'ex compagna. A Martellago è stato arrestato un 60enne a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari decisi per maltrattamenti in famiglia. A Chioggia è stato ammanettato un giovane che, dopo aver usato violenza fisica nei confronti dei propri genitori, li ha minacciati con un coltello, aggredendo anche i militari che erano intervenuti. I poliziotti invece hanno soccorso a Marghera una donna aggredita dal figlio, arrestato. Un secondo caso ha riguardato una donna già denunciata per maltrattamenti ai danni dei propri familiari, che non ha rispettato l'ordine di allontanamento da casa. Gli agenti delle volanti hanno arrestato anche un ragazzo per maltrattamenti in famiglia e per episodi di aggressione e minaccia ai danni delle sue 2 sorelle. Infine, ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo senza fissa dimora per maltrattamenti in famiglia ai danni della nonna. Dall'inizio del 2024 la polizia ha notificato 12 ammonimenti per violenza domestica e altri 12 per atti persecutori. Voltiamo pagina, è cresciuto nel 2023 il risparmio dei veneti e parliamo di quelle somme messe da parte per avere una pensione più consistente alla fine della carriera lavorativa. Superati 150.000 iscritti in regione e i 2 miliardi e 200 milioni di risorse gestite dal fondo. Parliamo di Solidarietà Veneto, che raccoglie i risparmi di lavoratori di oltre 18.000 aziende di industria e artigianato, ma non solo, per integrare la pensione alla fine della carriera lavorativa. Un'associazione senza scopo di lucro che mette a disposizione questo servizio, che in Veneto ha un tasso di partecipazione del 47%, superiore alla media nazionale. Nel 2023 7.500 nuove adesioni, un record, e un'età media di 35 anni con 4.000 minorenni a carico dei genitori e addirittura 600 bambini con meno di 11 anni per i quali la famiglia pensa al loro futuro a lungo termine. Nel 2024 noi siamo convinti ancora dei risultati positivi. Ci sono comunque molte attenzioni rispetto all'evoluzione generale, la questione dei conflitti, la questione più appunto internazionali, però bisogna essere molto attenti e noi faremo in modo di continuare sempre con monitoraggio. Un andamento positivo in generale in tutte le province. Spiccano per dimensione Treviso e soprattutto Vicenza, che supera le 23.000 adesioni, oltre quota 10.000 anche Padova e Belluno, che è il rapporto più alto tra associati e residenti, con la massiccia adesione tra i lavoratori di Luxottica. Verona invece ha l'aumento maggiore di iscritti rispetto all'anno precedente. Chi è prossimo alla pensione chiede sicurezza, quindi la disponibilità magari di strumenti di investimento dotati di garanzia, di restituzione del capitale e quindi la capacità di conservare le fatiche di una vita in fondo, no? La fiducia che ci è stata data. Dall'altra parte gli aderenti più giovani ci chiedono capacità di assisterli nel lungo periodo. La preoccupazione è legata alla situazione geopolitica globale, alle guerre, alle tensioni, ma la capillare presenza sul territorio è una delle chiavi del successo, con l'alto numero di sportelli, ben 130, oltre a numerosi sportelli aziendali. Parleremo di ambiente subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie, parliamo di rifiuti perché è stata firmata una convenzione tra la Regione Veneto e i Carabinieri del NOE. Obiettivo: combattere la criminalità organizzata nel traffico illecito di rifiuti. La Regione garantisce la massima collaborazione ai Carabinieri insieme alla sua agenzia, l'ARPAV, fornendo tutti i dati, supporto tecnico-scientifico, con l'obiettivo insieme a loro, quindi dare una mano a loro per contrastare i fenomeni che riguardano gli illeciti sui rifiuti. La preoccupazione ovviamente è massima, perché dove ci sono soldi, dove girano soldi, c'è l'interesse della malavita organizzata e nell'ambito dei rifiuti di soldi ne girano. In passato venivano accumulati dalla malavita, venivano accumulati rifiuti all'interno di capannoni che poi venivano dati alle fiamme. Oggi non si segue più questa modalità, se ne seguono altre, che è quello prevalente, è quello di portare i rifiuti all'estero, e quindi ancora una volta la massima collaborazione con i Carabinieri per contrastare ogni tipo di illecito che riguarda i rifiuti.
Consumo di suolo, WWF, Lega Ambiente e Italia Nostra uniti nella difesa del territorio naturale. Dicono basta deroghe, la Regione riveda la normativa consumo zero. Fronte comune di Lega Ambiente, WWF, Italia Nostra, Veneto contro il consumo di suolo. E con questo appello stiamo cercando di porre l'attenzione sia pubblica che del Consiglio della Regione del Veneto il problema del consumo di suolo, che in questa regione è fuori misura, è la seconda regione in Italia per consumo di suolo. Consumo di suolo che negli ultimi anni in Veneto, fanno sapere le associazioni, è aumentato nonostante nel 2017 la Regione, per adeguarsi alle direttive europee, abbia provveduto ad approvare una legge espressamente finalizzata alla sua riduzione. Una legge, commentano, che dati alla mano ha fallito nella sostanza. Non solo parole ma anche fatti, le 3 associazioni ambientaliste chiamano anche la società civile al loro fianco per diffondere consapevolezza e conoscenza sull'attuale situazione nella regione. Ci rivolgiamo anche ovviamente alla politica, che deve essere capace, con coraggio e coerenza, di modificare la normativa che presto verrà discussa dal Consiglio regionale per accoppiare la realtà e quindi i dati reali di un consumo di suolo esasperato nella regione con la narrazione che fino ad oggi purtroppo è stata fatta in maniera ideologica e distorta. La richiesta è dunque quella di arrivare alla cancellazione di ogni deroga prevista dalla legge Consumo Zero, passando dalla definizione di politiche attive e finanziamenti che permettano non solo di arrestare il consumo di suolo, ma anche di raggiungere gli obiettivi di ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati, come indicato nella legge sul ripristino della natura in fase di ratifica finale al Parlamento europeo. Riteniamo che sia importante avviare una battaglia, un impegno per far conoscere il valore del suolo e per ottenere dall'amministrazione regionale la riduzione del suo consumo. Una nota arrivata poco fa in redazione proprio sul fine vita. La Dem Bigon è stata sollevata dall'incarico. Anna Maria Bigon, la consigliera regionale che con il suo voto di dissenso del PD fu determinante per la bocciatura della legge Zaia sul fine vita, è stata destituita dall'incarico di vice segretario provinciale dei Dem di Verona. Ora invece parliamo del Museo M9 di Mestre, dove Serena Bertolucci è la nuova direttrice. Nel 2024 il pezzo forte sarà una mostra dell'artista britannico Banksy. 3 muri originali realizzati dall'artista britannico di strada Banksy saranno il fulcro di una mostra che si terrà al Museo M9 di Mestre dal 23 febbraio. 3 straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Firma così il suo ingresso da direttrice della struttura Serena Bertolucci, alla guida del museo che ha chiuso il 2023 con 100.000 presenze complessive, segnando una crescita del 43% sul 2022. Ecco il messaggio a mestrini e veneziani. Di credere in questo luogo perché ha un'unicità, è unico in Italia e già solo per questo si deve percepire come una grande occasione. E io sono a disposizione innanzitutto per ascoltarli. Ho già incontrato tante associazioni, tanti gruppi, ma sono qui per imparare e conoscere i mestrini. Quindi davvero avere fiducia perché possiamo fare delle cose grandi insieme. Io l'ho scelto appositamente questo luogo anche con il cuore perché ho un debito da saldare con questa comunità. Mio padre era navigante, stette male qui, fu curato all'ospedale di Mestre. Ma per il futuro dell'M9 l'obiettivo è anche un consolidamento a livello nazionale e più coinvolgimento del territorio, dei veneziani e dei mestrini. Non solo un museo, ma un luogo di cultura. Quindi abbiamo creato, credo, i presupposti per continuare in una crescita. Oggi la parola chiave è slancio, nuovo slancio, perché il museo è maturo per fare quel salto di qualità che tutti vogliamo e che la città si merita. Incontri e visite guidate in bicicletta da Venezia a Mestre saranno organizzate durante il periodo della mostra, a esprimere un rapporto di stretta integrazione tra le due città che è al centro della visione della nuova direzione. E con questo è tutto, vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ormai presenza stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà buono.
Vediamo il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Sulla pianura di notte saranno possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Le temperature saranno in lieve e locale aumento, minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese tra 8 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, ma con nuvolosità più variabile in montagna, possibili foschie o nebbie in pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.